L'assessore regionale alla pesca Cristiano Corazzari ai nostri microfoni è intervenuto sul drammatico problema del granchio blu. Andiamo a sentire che cosa ci ha detto. Assessore Corazzari, un'emergenza che è drammatica, quella del granchio blu, che investe una delle realtà economiche più importanti del Veneto e della provincia di Rovigo. Come se ne esce? Cosa sta facendo la Regione? Che cosa possono fare le istituzioni governative? Parliamo di una realtà importantissima nel Veneto e nel Polesine. Solo a Porto Tolle circa 1500 operatori, molte donne, che vedono la propria attività distrutta dalla presenza del granchio blu, che è devastante sia dal punto di vista produttivo, cioè distrugge tutte le produzioni di molluschi, vongole verace, ostriche e cozze, azzerandole, ma anche da un punto di vista ambientale, perché è un elemento di devastazione di tutta la biodiversità del nostro mare e delle nostre lagune. Si tratta quindi di un'emergenza nazionale. La Regione del Veneto si è sin da subito attivata, anche insieme al distretto dell'Alto Adriatico, che raccoglie anche le regioni dell'Emilia Romagna e del Friuli, per contrastare quella che è diventata un'emergenza nazionale per tutto il comparto della pesca. Il Presidente Luca Zaia ha chiesto subito la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Occorrono strumenti straordinari per fronteggiare questa emergenza. Abbiamo dato contributi ai pescatori, abbiamo dato deroghe per l'utilizzo di strumenti di pesca. Occorre incentivare i pescatori per il prelievo di questa specie affinché se ne riduca la presenza e si possa anche utilizzare dei metodi di pesca nuovi e di allevamento nuovi per convivere con questa sciagura. Ma attenzione, perché se non si pone nell'ottica di un utilizzo di strumenti straordinari, il problema non riguarderà solo la pesca, ma tutte le attività legate al mare e alle lagune del nostro territorio.